generazione, no? Che la cantavamo in questa piazza, no? Che era il 1999. Ve lo ricordate questi anni? Che anni erano? Gli anni della Rossa erano, proprio cresceva proprio di smisura. E qui a Spezzano Sila, come in altri paesi della Presila, tutti i ragazzi stavano sotto il palco e cantavano queste canzoni che li dicevano sono indrogati, quelli là, invece no, poi c'erano tutti i figli, c'hanno tutti famiglia, tutti brava gente che lavorano, che portano in casa, portano il pane a casa, portano anche qualche bolletta che si paga dopo un mese, portano il canone che poi facciamo lo scalo del conto, paghiamo solo... E va bene, tutte queste cose nostre, e cantavano questa canzone. Vediamo se c'è qualcuno che se la ricorda come si chiamava. Nessuno. Tutti i ragazzi dell'epoca sono tutti immigrati, non c'è rimasto nessuno. Oh ragazzi, ci siamo, poi. Come? Secondo me voi avete fumato stasera, avete fumato pure pesante. Massimo? Ah, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Non lo vedo, c'è il fumo che c'è il fumo. Hermes ha messo le droghe in questo fumo e proprio non ci sto capendo niente. Chi è che l'ha detto? Chi è che l'ha detto? E come ti chiami? Roberto! Alberto! Roberto! E faceva più o meno perché così.
massimo rispetto, massimo rispetto, Massimo rispetto. come possiamo parlare? Massimo rispetto. Li ho sentiti poco, li ho sentiti, poco. Massimo rispetto. Massimo. Massimo rispetto. Massimo rispetto. Massimo rispetto. Massimo rispetto, massimo rispetto, massimo rispetto, rispetto. Bravo Salvatore, dai, grande Salvatore, l'amico di tutti, spezzale. Con la lenti, fatto di prendere un paio di lenti però, perché non ci vedi niente se no, ci vedi? Quali sono queste? 3, come 2? Massimo rispetto. Io non rispetto dice, capito? E uno nell'orecchio, massimo rispetto. Rispetto, non rispetto. Massimo rispetto. Vai. Rispetto. Vai a metterti là, guarda. Vai, grande! Massimo rispetto! Yeah! Eugenio Siciliano alla chitarra, oh raga, c'ho 19 anni, oh, ti rendi conto? 18. Come suona? Suona, facciamogli un applauso, non si è sentito proprio. Mamma mia! Perché la musica deve essere questo, deve unire, deve essere insieme, deve essere opportunità, deve essere tutto, ma soprattutto ragazzi, se seguite la strada della musica, deve essere lavoro per studiare. Bisogna stare ore e ore, prendere lo strumento e portarlo anche in bagno, quando si va in bagno, usare i libri, quando si sta. Bisogna studiare nella vita, perché se non si studia non si arriva da nessuna parte, capito? Grande. Eugenio, ciao. Grande. Ha avuto anche